Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Sicché sulla porta del convento si è presentato un puer e fura il neveave. E il frare ha detto, ma chiatiti al caltri. Immaginassi, ha insistito fin quando la scugnoscede il frare, ha detto ti tiri dentro ma dome perché stegnotte. E lo ha portato inglese e lo ha messo daur dall'altare a dormire. Sicché va a dormire anche il frare e si sveglia e pegnot che si pucce di brusini dic. Al coro inglese e al viot che il puarin aveva brusato la statua del Sacré-Cœur per schialdarsi. E dis, dome di tutte, dis, ma ormai era fatte. Domani però tu vas via, e ha detto, e all'elata a dormire un'altra volta. E non si insumia. E comparisse il signor tutto rabbioso. Tu hai ragione, ha detto il frare, tu hai ragione, signore arrabbiato, tu veduta fa bene che si ha. E il signore gli ha detto, ma non è mica perché che l'ha fatto il puer che io sono rabbioso per te, che tu hai di dotta al puer, perché ha brusato quel tocco di legno. Quando invece io o ieri a patifred dentro di lui, dentro dal puer. Buone giornate e buone vite.